Per quanto riguarda invece in generale il discorso che riguarda le province d'Italia, se venissero abolite tutte le province d'Italia, a quel punto noi lavoreremo perché il territorio della provincia di Belluno venga unito alle regioni a statuto speciale. Cioè deciderebbe a quel punto di non essere più Veneto? A quel punto dovrei per forza decidere di non essere più Veneto, perché se non vengono eliminati i privilegi del Trentino Alto Adige e mi pare in buona parte anche del Friuli, cioè se non vengono eliminate le regioni a statuto speciale, io non vedo perché un cittadino debba considerarsi di Serie A e un altro di Serie B. Le piace il titolo Corriere delle Alpi allora? E penso che progressivamente tutto il Veneto finirà per pretendere di andare con il Trentino Alto Adige. Lei forse se lo ricorda, Renzo Marangon che in Consiglio regionale propose l'annessione di Rovigo a Bolzano. Sì, lo so, ma lì... Però Corriere delle Alpi, autonomia intoccabili, Frattini, è più facile che il veto diventi speciale. Ieri alla fine della convention del PDL, ignorata dai big bellunesi, dal comitato referendario, queste indicazioni del Ministro degli Esteri. È chiaro che Frattini, essendo di Bolzano, ovviamente ha una spinta peculiare per il suo territorio, è assolutamente normale. Magari potesse il Veneto diventare speciale, però dobbiamo essere molto chiari. Se qualcuno dovesse diventare ulteriormente speciale, dove si trovano i soldi? Quando siamo in un momento di così grande difficoltà nel mantenere l'assetto attuale. Specialità vuol dire molte risorse in più, perché i cittadini delle regioni a statuto speciale ricevono circa 5.300 euro a testa dallo Stato, mentre quelli delle regioni a statuto ordinario ricevono 1.300 circa euro, c'è una differenza abissale. Quel titolo in alto, quell'occhiello provincia, oggi è il giorno della verità con la foto di Bottaccina, così? Non lo so se sia il giorno della verità. Secondo lei? Dipende da quello che farà il Presidente Bottacin. Se il Presidente Bottacin tocca una delega di un assessore del PDL, sicuramente segna un percorso che diventa per lui, secondo me, irreversibile. Se invece rimane fermo o dialoga in maniera convincente, noi consideriamo l'alleanza con la Lega strategica e non la mettiamo assolutamente in discussione. Qui in discussione l'iniziativa del singolo Presidente, non l'iniziativa del rapporto PDL-Lega.